Ciao ragazzi, dove abitava Giulietta? Beh, c'è la sua casa in via Cappello, direte voi. Che è vero, è a 2 passi da Piazza Erbe e a poche centinaia di metri da qui, dalla tomba. Ma come vi ho raccontato del modo in cui si individuò questo sarcofago come tomba, ora vi racconto come si individuò quello stabile per la casa. Siccome non poteva esistere la tomba senza la casa, si pensò bene di rimediare andando a cercare la sede più opportuna sulla base dei riferimenti storici delineati nel romanzo. Anche perché erano gli stessi turisti, soprattutto anglosassoni e ammiratori di Shakespeare, a chiederlo. Alla fine, analizzando il contesto storico e seguendo l'indizio della presenza del balcone evidenziato da Daporto e tenendo presente il cognome della bella, Capuletti, storici e letterati convennero che dopo vari confronti anche accesi, la residenza potesse o dovesse essere la casa torre medievale dove attualmente è ospitata. Quello sarebbe diventato il Palazzo dei Capuletti, come ricordato dall'epigrafe di Ettore Scipione Righi affissa sopra l'arco d'entrata. Ma c'era un ma. Dov'era il balcone menzionato nell'opera? E qui si apre una storia nella storia, ma questa volta non inventata. Il balcone arrivò molto più in là. Se l'individuazione della casa avvenne intorno alla metà dell'Ottocento, il balcone fu installato soltanto nel 1940 su iniziativa dell'allora direttore dei Musei Civici Antonio Avena. E sapete da dove arrivava? Guardate questa foto del 1926, ritrae Re Vittorio Emanuele mentre entra a Castelvecchio per inaugurare il museo. In basso a destra si vede il parapetto del balcone, che venne rinvenuto nei Palazzi Scaligeri e che poi fu restaurato e installato dove lo vedete ora, nel cortile. Ci sono tantissimi aneddoti e altrettante vicissitudini che riempiono la storia del balcone della casa che proverò a raccontarvi prossimamente. Quello che è certo è che a quel punto i due caposaldi del mito, la tomba e la casa, ora esistevano davvero, erano riusciti a dar loro vita. Ciò che ancora non sapevano né Avena né tantomeno Girolamo della Corte, l'artefice della notizia della tomba, è l'enorme risonanza e il conseguente successo planetario che queste loro creazioni avrebbero generato nel futuro di Verona. Insomma, il nostro viaggio continua.